Ciao ragazzi, eccoci qui, avete visto l'indicazione, siamo sopra l'abitato di Tonesa del Cimone. Guardate qui, immancabile, sempre presente. Immancabile il mio amico Michael che mi accompagna. Approfittando della giornata abbastanza tersa e fresca, siamo venuti a fare un giro qui allo Spitz di Tonesa e mettiamoci in cammino perché sono le 16 ed è più tardi del solito oggi. Dunque, sentiero 537, mezz'oretta per arrivare allo Spitz, 1693 metri di montagna. Guarda, nessuno. Cioè. Fantastico. Infatti, lo scivo proprio io. Mamma che colori fantastici oggi ragazzi. Eccoci ai piedi della croce. Dio Cristo. Eccoci ragazzi ad abbracciare la croce dello Spitz di Tonesa. E anche stavolta ha fatto anche questa Mike. Stupenda la croce. Tonesa qua sotto ragazzi. Adesso dove indico col dito dietro al costone di roccia, là sullo sfondo è dove abbiamo parcheggiato l'auto. Stupendo, peccato per l'umidità in aumento proprio oggi. Bene ragazzi, siamo arrivati in vetta. Mike aveva già fatto questo giro, quindi per lui è una seconda volta. Questa volta posso dirlo io, ho portato il Toso al Monte Spitz. È vero, e devo dire che è bello come me ne aveva parlato. Fa abbastanza caldo anche qui a 1700, però vabbè dai, tanto la camminata è stata bravina, quindi intanto respiriamo aria buona. Sì. Non c'è nessuno. La montagna è nostra. Completamente da soli. Niente, adesso stiamo qui a respirare l'aria pura. Bene, adesso un'ultima panoramica e adesso io, mio amicone qua, ripartiamo. Panoramica stupenda, veramente a 360 gradi, tutto torno, tutto tondo. Bene ragazzi, adesso ripartiamo e ci avventuriamo verso la macchina. Perché appunto essendo un tipo abbastanza caloroso.
tecnologica che sa, ma... Ragazzi, prosegue intanto il nostro cammino verso l'auto. Un po' di vento piacevolissimo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla macchina e ho appena fermato Relive a 2,5 km in 1 ora e 38, ma tanto di sosta in cima allo Spitz, e quindi penso in movimento avremmo fatto un'oretta, sì. Vediamo il buon Mike che si prepara. È fresco della macchina. Ecco, e Mike, l'escursione come ti è sembrata? No, beh, è sempre bella, se si ha poco tempo una cosa che merita comunque, perché mezz'oretta di camminata in su e 20 in giù, un'oretta totale si fa tutto e sì, comunque una bella vettina, insomma, Sì. ma carina. 1700 metri di montagna, comunque in cima si respira aria già diversa, diciamo. Ragazzi, da io e il buon Michael è tutto e niente che dire, venite a provarla, poca fatica, molta sostanza. Anche troppo. Ciao ragazzi, alla prossima meta.